nasce dal Monviso, in Piemonte, e dopo 652 km sfocia nel mare Adriatico. È il Po, il fiume più lungo e più grande d'Italia, uno dei più importanti d'Europa. Da sempre il Po rappresenta una risorsa fondamentale per la vita e lo sviluppo delle comunità della pianura padana. Per la maggior parte del suo corso, il fiume scorre tra argini maestri grandi e continui, che difendono i territori dalle alluvioni e sono divenuti parte integrante del paesaggio. Un tempo il corso del Po era molto più ampio, risultava formato da rami fluviali incrociati e si modificava dopo le piene maggiori. Nel Novecento alcuni interventi di regimazione delle sponde hanno causato un'eccessiva canalizzazione del fiume, portando a una frammentazione degli ecosistemi e a una perdita di biodiversità. Per questo è stato deciso l'investimento Rinaturazione dell'area del Po, finanziato dal PNRR Next Generation EU, che mira a ridare spazio al fiume e a favorire il recupero della biodiversità. Si tratta di uno dei più grandi progetti di ripristino ambientale in Italia. L'investimento, finanziato con 357 milioni di euro, è stato deciso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e coinvolge l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le 4 regioni rivierasche e AIPO, che è l'ente attuatore degli interventi. Gli obiettivi principali, da raggiungere entro marzo 2026, consistono nella riduzione dell'impatto delle opere di regimazione delle sponde su 37 km di fiume e nella riqualificazione di 337 ettari di ambienti ripariali. Gli interventi sono suddivisi in 3 linee d'azione, compatibili con le attività agricole e la sicurezza idraulica. Gli interventi di linea M, cioè di tipo morfologico, consistono nell'abbassamento di alcuni pennelli per permettere l'ingresso dell'acqua nei rami già esistenti e nella riapertura di lanche e canali secondari mediante operazioni di scavo per dare più spazio al fiume. Con gli interventi di linea R si realizzano la riforestazione, la riqualificazione delle lanche, nuove piantumazioni e il controllo delle specie vegetali alloctone invasive. Infine, gli interventi di linea PT, finalizzati alla difesa idraulica, prevedono il rafforzamento degli argini maestri del fiume per la sicurezza del territorio, in sinergia con le altre linee d'azione. Un futuro più verde e sostenibile per il Po sta diventando realtà. Lavoriamo insieme per valorizzare l'ambiente, promuovere la biodiversità e creare nuove opportunità per le comunità locali. Per saperne di più, visita i siti web www.aipo-pnrr.it e www.agenziapo.it.